Sapevamo che era una partita difficile, l'Orobica non è la squadra dell'anno scorso, l'Orobica è una squadra che gioca bene, soprattutto una squadra molto aggressiva e l'abbiamo notato oggi. Noi dal canto nostro non abbiamo fatto una buona prestazione, salvo il risultato perché è venuto il risultato positivo, quindi una bella vittoria che ci permette di raccogliere 3 punti importanti per la classifica, però dobbiamo lavorare ancora tanto perché siamo molto indietro e è vero, abbiamo una squadra tutta nuova, però mi aspettavo oggi sinceramente da parte della ragazza qualcosa in più. Quando rientrano i nazionali effettivamente qualcuna è molto stanca o qualcuna rientra faticata, qualcuna addirittura infortunata, quindi ci sta tutto, però mi aspettavo molto di più sotto il punto di vista della personalità, del carattere, perché sulla carta noi siamo più forti di loro. Oggi non si è vista questa differenza e dobbiamo, ripeto, come ho detto prima, cercare di lavorare per colmare questo gap che oggi non si è visto. Ecco. Noi dobbiamo cercare, come ti dicevo, di lavorare sotto tutti i punti di vista, a livello mentale, a livello tecnico, a livello tattico e cercare di far divertire queste ragazze perché poi alla fine durante la settimana loro si impegnano sempre. Dobbiamo, come ho detto prima, ritrovarci in settimana, cercare di lavorare sotto tutti i punti di vista e soprattutto ritrovare quella fame che oggi non ho visto. Vabbè, Daniela non la scopro sicuramente io, con me 2 anni fa ha fatto veramente bene a Brescia, però se fa gol Sabatino è perché c'è un lavoro di squadra dietro, lei è una finalizzatrice e quindi se finalizza e ha già fatto 3 gol in 3 partite vuol dire che dietro si lavora bene, ripeto, a parte la partita di oggi poi per il resto sono contento. Si vedono dai risultati che il campionato si è livellato perché oggi so che la Fiorentina ha vinto 2-1 col Tavagnaco, il Tavagnaco aveva faticato col Bari e quindi vuol dire che il campionato si è livellato e tutte le squadre se la possono giocare con tutte, abbiamo visto oggi l'Orobica contro di noi.